l'acqua ormai è da considerare come una risorsa rara. Evidentemente il tutto direi che trova la sua sintesi massima nella direttiva 2060. Siamo in area quindi in cui avviene irrigazione e scorrimento. Abbiamo attrezzato l'area con che cosa? Con un misuratore di portata in ingresso che consente di misurare la portata che accede al fondo, che accede a questa zona. La portata poi arriva a questo punto qua, siamo qui, il punto 2, dove c'è la vera e propria derivazione irrigua, che è questo canale che parte dalla canaletta, segue l'estremità nord dello piazzamento. Con sé questo canale è quello che ci consente di adaguare convenientemente tutto il terreno. In questo punto qua c'è un ulteriore strumento di misura che consente di misurare la portata che prosegue verso valle senza raggiungere l'appezzamento, in modo tale che la differenza fra le due portate mi dia la portata esattamente che entra. Al termine di queste scolline c'è un terzo misuratore di portata che ci consente di sapere quale portata esce dal campo, l'eventuale acqua che non riesce a essere infiltrata, quindi viene rilasciata in fondo. Sono in corso delle prove di carattere geoelettrico con lo scopo di capire qual è la tessitura del terreno in profondità in questo luogo. Credo che l'acqua stia diventando qualcosa di estremamente importante per tutta la nostra città, per le nostre abitazioni, per la nostra realtà, per la nostra vita quotidiana. Questo progetto è nato da un'idea, in un progetto che stiamo facendo in Cina. Stiamo dando assistenza al Ministero delle Risorse Idriche cinesi. Questa settimana appunto delle bonifiche penso che effettivamente, visto anche il tempo, vi sia giustamente da riconoscere quello che è un impegno che nella gestione del territorio, soprattutto del sistema idraulico, la nostra regione deve sicuramente garantire. Abbiamo piantato 5.000 piantine in questo ettaro sperimentale e qua vedete un attimo le fasi di realizzazione. Poi nel tempo le piantine sono cresciute fino ad arrivare oggi a queste dimensioni abbastanza cospicue. Moltiplicando questi numeri di portata per la durata annuale del funzionamento si ottengono dei valori veramente interessanti. Non dimentichiamoci una cosa, la ricarica della falda va fatta quando c'è molta acqua. Ringrazio l'autorità di bacino per aver invitato il punto di contatto nazionale. Noi siamo l'autorità nazionale per quanto riguarda l'attuazione in Italia di questo strumento, del programma Life+.